30 secondi alla partenza della seconda corsa, il premio Adonis Dassia, una prova per 4 anni non vincitori di 24.000 euro nella carriera, favorito poco sopra i 3/5 Calvados B, Alessandro Gocciadoro in sediolo, reduce da 3 vittorie consecutive, cavallo sicuramente di grossi mezzi, il figlio di Man of Many Mission e Easy the Bee, che necessita ovviamente di fare il percorso netto. Le ultime 3 però sono molto buone. L'alternativa è individuata in Cocktail Bar numero 5 con Edoardo Locisano in Salchi, poi Casanova Adri e Ciclone Tav, gli altri 2 sotto la doppia cifra. Autostart che inizia a prendere velocità lungo la curva di sinistra. Andiamo a leggere il campo dei partenti. All'1 Calvados B, Alessandro Gocciadoro, 2 Casanova Adri, Adrian Gioni, 3 Carisma, Manuel Pistone, 4 Coriolano Pel, Marco Stefani, 5 Cocktail Bar, Edoardo Locisano, 6 Cole K del Ronco, Emanuele Masoero, 7 Ciclone Tav, Antonio Di Nardo, 8 Cometa Petral, Enrico Bellei. Si ritrae Cocktail Bar e la macchina stacca con molto veloce Carisma, che va subito a condurre su Coriolano Pel che si presenta al largo. Insiste Marco Stefani che va a chiedere strada a Manuel Pistone, il quale per il momento ribatte. Vediamo le scelte. Carisma rimane al comando, prova a riprendere in mano ora Coriolano Pel, mentre esce dalla corda con gran manovra Alessandro Gocciadoro con Calvados B. Taglia fuori Casanova Adri, va a presentarsi su Carisma e lui sì che ottiene il via libera. 400 metri in 29,3, comunque abbastanza veloci, e Calvados B ha preso l'iniziativa. In seconda posizione c'è Carisma, avanti a Coriolano Pel, di fuori scoperto Casanova Adri che si porta in scia Cocktail Bar, quindi ancora Cole K del Ronco alla retroguardia Cometa Petral. Davanti alle tribune guida a buon ritmo Calvados B, che guadagna terreno nei confronti di Carisma, 58,6 per i primi veloci 800 metri di corsa. Calvados che continua saldo in vantaggio su Carisma, quindi Coriolano sono in difficoltà gli avversari a seguire il ritmo di Calvados B, che passa in 1:13,4 il primo chilometro, sempre un paio di lunghezze avanti rispetto a Carisma. Quindi Coriolano Pel richiesto, poi Cocktail Bar, quindi Cole K del Ronco, ancora Cometa Petral, 1:28,1 i primi 1200 metri di corsa, con Calvados B che prosegue netto in vantaggio su Carisma, Cole K del Ronco che cerca di aggirare Cocktail Bar e Coriolano Pel per andare in caccia del terzo posto. Tutto questo succede però molti metri più indietro rispetto a Calvados B, che in retta d'arrivo è saldo battistrada e viene a vincere nettissimo su Carisma, che fa il secondo. Cocktail Bar prende il terzo posto. 1:57,7, 1:13,3 il ragguaglio cronometrico per Calvados B. Un'altra passeggiata di salute, continua a sfruttare il programma allievo di Alessandro Gocciadoro, portacolori dell'azienda agricola Biasuzzi, un figlio di Man of Many Mission e Easy the B, che anche oggi si esibisce in bel percorso di testa, poker consecutivo di vittorie per Calvados B e Alessandro Gocciadoro.